Secondo lei, per esperienza che ha maturato nelle aziende, c'è attenzione sufficiente a preparare anche i preposti alla sicurezza, a chi riveste certi ruoli, a prestare la dovuta attenzione e quindi anche a sollecitare la dovuta attenzione in chi lavora? Oppure siamo ancora indietro? Siamo ancora indietro, però il governo Draghi recentemente ha modificato il decreto legislativo 81 e vedremo i risultati a breve, ma sostanzialmente... Cosa parla il decreto legislativo 81? Il decreto legislativo 81 è il cosiddetto testo unico sulla sicurezza, quindi è l'elemento normativo che impone tutta una serie di misure da adottare per la sicurezza. E l'intervento del governo Draghi è rivolto a un aumento dei controlli, cioè a implementare, a dare impulso ai controlli sia da parte degli enti di controllo, ma anche a cambiare l'organizzazione aziendale della sicurezza. Infatti è previsto che i preposti, i cosiddetti capi, pensiamo per esempio in un cantiere ai capi cantieri, ma a un capo reparto in un'azienda, i cosiddetti capi vengono responsabilizzati maggiormente ed è obbligatorio anche identificarli formalmente. Mentre prima non era necessario. Mentre prima non era necessario, e quindi in caso di incidente poi si andava in cerca e a vedere chi erano i preposti, che responsabilità c'erano, eccetera, eccetera. Esatto, però la responsabilità in caso di incidente resta sempre a chi gestisce l'azienda, all'amministratore delegato, al titolare d'azienda, oppure adesso c'è un'ulteriore responsabilità anche in capo a questi preposti? Quando si verifica un infortunio partono le indagini e si verifica quali sono le figure che sono responsabili dell'evento nefasto che è successo. E quindi non è detto che sia sempre il datore di lavoro o sempre il dirigente, ma molto spesso naturalmente queste figure vengono coinvolte. Quindi adesso ci sarà una maggiore responsabilità, insomma, oneri, sanzioni anche. Sanzioni anche per i capi. Trovo che questa darà anche dei risultati positivi, perché naturalmente il capo cantiere o comunque il capo reparto è lì sul luogo e quindi può verificare diversamente da quello che può fare un datore di lavoro che è unico. Ma voi andate anche in azienda a vedere un po' il funzionamento delle realtà, dove quali sono i punti anche di debolezza, oppure non viene fatto ma agite secondo degli schemi, dei protocolli, diciamo, di formazione? Sì, chiaramente andiamo nelle aziende a verificare le aziende che ci chiamano, ovviamente, che quindi sono solitamente anche aziende che hanno già una cultura della sicurezza in essere, quindi sono già propense a fare sicurezza. Se ci chiamano vuol dire che comunque vogliono fare sicurezza, e quindi andiamo all'interno del mondo aziendale e lì ci rendiamo conto di qual è la situazione. È cambiata nel tempo? Sicuramente è cambiata, ma ripeto, i risultati negli ultimi anni non sono cambiati molto per i motivi... Era incredibile sta roba qua, veramente. Sì, diciamo che il decreto legislativo 81 è dal 2008, ma prima comunque è già dal 94 che c'è tutta una legislazione sulla sicurezza. La situazione è migliorata rispetto agli anni 90, indubbiamente. Si è un po' bloccata negli ultimi anni.